Oggi la firma della convenzione con Sardex, il perché di questa firma, che cosa vi attendete come organizzazione, cosa si attendono i vostri associati? Intanto credo che sia una grande opportunità anche per il sistema del mondo cooperativo di conoscere questi nuovi strumenti che io li chiamo di finanza, perché con questi strumenti credo che si possano veramente incrementare e implementare i fatturati con strumenti innovativi. Credo che abbiamo bisogno di questa innovazione. Il sistema cooperativo, tra l'altro, che raccoglie uno spaccato della nostra comunità, deve essere pronto a raccogliere e credo che la raccoglierà. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo sicuramente un dato positivo, un aumento della rete che già noi abbiamo, che è la rete del sistema cooperativo, con questa rete Sardex, che è chiaramente sistema cooperativo e non, e questa connessione credo che possa portare e porterà, sono gli auspici questi almeno, insomma, un risultato maggiore per le imprese del nostro territorio. Io sono un iscritto perché sono sempre appassionato di queste novità e sono iscritto con una società di volontari, insomma, sportiva, di quale sono il presidente. Credo che, insomma, non l'ho ancora sfruttata al massimo, ma ho visto sicuramente una grande opportunità, ripeto, quello di aprire un mercato che a me oggi è sconosciuto e comunque è chiuso, e con questo auspicio, insomma, mi sono iscritto, ma sono ancora nella fase di utilizzo di uno strumento che credo che darà anche una agevolazione alle competenze, appunto, della società che rappresento a livello personale.